Mister Carmelo Giordano, vigilia di derby sul campo del Gemini, in palio punti fondamentali per entrambe le formazioni, il Gemini per i playoff, l'Aragona per il salto di categoria. E allora che partita dobbiamo aspettarci? È una partita difficile, complicata perché incontriamo una delle squadre più forti del campionato. Si incontrano due società che per tifoserie penso che siano il massimo per il girone A, quindi sarà uno spettacolo anche fuori. Mi auguro e sono sicuro che sia una bellissima giornata di sport. Il calcio ha bisogno di questo tipo di partite e penso che Gemini e Aragona saranno in grado di regalare uno spot positivo. Come si prepara una partita di questo livello, di questa importanza? Sono di quelle partite che dal punto di vista motivazionale si preparano da sole, proprio per l'importanza dei punti in palio e anche per quello che sarà lo scenario fuori dal campo, quindi due tifoserie, delle coreografie belle. Quindi una partita dove, come dicevo all'andata, il margine d'errore deve essere pari a zero, una partita dove ogni errore può essere punito da una parte o dall'altra, quindi penso che possa essere una partita molto equilibrata dove poi la differenza dei singoli possa fare la differenza. È la partita più importante della stagione? Sicuramente ora sono punti che valgono doppio per l'importanza che assumono in termini di classifica, per quello che rappresenta per noi per avvicinarci a questo sogno. Però ci sono poi altre partite ancora importanti tipo Margheritese, Alcamo, Fulgatore, quindi non la definirei la partita più importante della stagione, ma una partita di calcio. Come è arrivata questa sfida? Arriviamo bene perché la squadra viene da una prestazione positiva col Palermo dove ha sciorinato belle trame di gioco. Siamo consapevoli e convinti che per uscire indenni dal Nino Lobue serve la migliore Aragona. Stiamo preparando ogni minimo dettaglio per regalare un'ulteriore soddisfazione alla società che sta lavorando in maniera perfetta, ai nostri tifosi che già in settimana ci sostengono, anzi faccio un appello ai tifosi di Aragona affinché possano raggiungere numerosi Gemini, ma nello stesso tempo di avere, e sono sicuro che l'avranno, un atteggiamento corretto, sportivo, pensare a tifare solo l'Aragona senza creare nessun tipo di campanellismo. Firmeresti per un pareggio? No, non firmerei per un pareggio, non firmerei affinché il Gemini non possa schierare la migliore formazione, quindi spero che il Gemini possa schierare la migliore formazione, come lo faremo noi, perché questi derby e queste vetrine meritano i migliori interpreti.